volontario per l'indipendenza della Sicilia quando decidono di dare una svolta eversiva, diciamo così, mentre si era ristretto lo spazio politico di manovra politica, ecco che nasce quest'Elis. Chi è il primo che guida l'Elis? È ovviamente Canepa, che ha lo pseudonimo di Mario Turri, è una figura, forse la figura più struggente e più enigmatica del separatismo siciliano, proprio perché ha tutta un suo pedigree, era stato antifascista, viene arrestato, aveva fatto tutta una serie di manifestazioni contro il fascismo e anche un attentato a San Marino, viene arrestato, dopodiché viene rilasciato, diviene professore di dottrina del fascismo, però nel frattempo quando inizia le operazioni degli alleati per staccare in Sicilia, lui è collegato con l'intelligence inglese, quindi tutta che poi si lega in separazione, è una figura molto, secondo me la più struggente, perché mentre su Salvatore Giuliano, che in seguito diventerà colonnello dell'Elis per la Sicilia occidentale dopo la morte di Canepa, in realtà secondo me la conclusione è stata perché c'è stata anche molta cattiva pubblicistica, hanno scritto tutto, il contrario di tutto, invece Canepa è effettivamente un personaggio più difficile di inquadrare. Morto Canepa, quindi sul versante occidentale c'è Giuliano, ci interessa meno perché l'hanno preso su Messina, sul versante orientale invece la sua eredità è presa da Concetto Gallo, che si firma come pseudonimo di Secondo Turri per richiamarsi appunto a Mario Turri, e questo invece è il bandito Rosario Avila. Io mi è capitato di intervistare 10 anni fa, quando ho cominciato gli studi sul separatismo, 3 messinesi che erano al campo di San Mauro, facevano queste azioni versive, ed erano dei ragazzini, avevano alcuni erano minorenni, loro la minorità erano sotto i 21 anni, ma avevano tipo 17 anni, cose del genere, e mi dicevano che loro erano reclutati per andare in questo campo, e tuttavia là si trovano i banditi, si trovano Salvatore Lizzo, Avila, ed avevano paura di questi banditi con cui erano costretti a stare là a mangiare, a dormire e via dicendo. Qua sono tutta una serie di informativi di polizia che riguardano la vicenda di San